salve a tutti e bentrovati. Il nostro purtroppo siamo giunti all'ultimo appuntamento in compagnia di Mario Arnaldi che per tutta la settimana ci ha svelato non solo degli aspetti che magari molti di noi non conoscevamo del mestiere artistico, ci ha spiegato che l'arte non è poi così lontana dalla matematica, dalla razionalità. Spesso siamo portati a vedere il momento artistico come qualcosa di prettamente irrazionale, di astratto, come un flusso di coscienza. Mario ci ha detto che sì, si può fare, ma si può rendere la stessa cosa attraverso la proporzione, attraverso il calcolo matematico. Adesso Mario, io ti ripeto, ho ritardato a chiederti di Tonino Guerra perché la conversazione ha portato sempre altrove ed è bello anche farsi prendere da argomenti differenti, però tu l'hai nominato più e più volte perché in realtà poi da un certo punto della tua vita forse le cose non potevano più essere diversificate, perché l'incontro con Tonino Guerra è stato per te molto importante a livello personale e a livello professionale, no? Sì. Quando vi siete conosciuti? Come è avvenuto il vostro incontro? È venuto perché Tonino teneva dei corsi di sceneggiatura, sì, a San Marino. Un mio amico che studiava appunto per fare il cinema li frequentava e a Tonino era venuta in mente un'idea di fare delle cose artistiche. Era ancora tutto molto embrionale. A quel tempo voleva prendere tutte le vecchie ceramiche di queste madonnine che si trovano nei crocicchi delle strade, nei piloni dei crocicchi delle strade, che sono tipiche delle zone di campagna. Ogni madonnina ha il suo nome, il suo culto. Alla cooperativa di ceramica di Faenza avevano tutti i calchi di queste madonnine e li offrivano grezzi e vari artisti si erano offerti di reinterpretarle. E io andai, e fu così che nacque la cosa. Andai, feci alcune madonnine e poi da lì nacquero tutti gli interventi artistici che abbiamo fatto con Tonino e l'amicizia che è durata finché non è morto, insomma, tra alti e bassi, perché comunque era un personaggio con cui bisognava andare in certi compromessi tante volte, però sicuramente ha segnato la mia vita, sia come maestro di vita, per quanto riguarda appunto l'aspetto poetico del vivere, sia per farmi amare la poesia, sia nell'arte, nel vedere quello che i latini dicevano natura maxime miranda in minimis, cioè che le più belle cose sono nelle cose più piccole, non nelle cose grandi che tutti possono vedere. E in questo Tonino mi è stato maestro, insomma. Quindi io spesso e volentieri sento la sua mancanza. Quanto è cambiata la tua produzione artistica a livello proprio di contenuti, se è cambiato ovviamente, di contenuti, di visioni, di ispirazioni anche da quando hai conosciuto Tonino? Cioè, è cambiata la tua visione sotto certi aspetti del mondo, di quello che ti interessava cogliere di più? Sì, artisticamente, sì. È cambiato? È cambiato, per forza di cose. No, era difficile stare vicino a Tonino e non essere coinvolti in questo suo modo di vedere la vita, di vedere il mondo. Era un laico molto strano, Tonino. L'ingenuità, quell'ingenuità infantile. Un'ingenuità molto cosciente però, della grandezza. Molto ci sono delle poesie infatti di Tonino che sono veramente delle cose che mi fanno venire la pelle d'oca ancora adesso, come una delle più belle che lui spesso viene citata, che si vede nello specchio di spalle e vede suo padre.
Cioè, per me sono delle cose, cioè, con poche parole hai reso un mondo. Insomma, era impossibile. Tonino, ripeto, era un laico molto, molto strano, perché in realtà la sua profondità spirituale era elevatissima. È l'unico che ha portato il Dalai Lama a Pennabilli per 2 volte. Il suo sentire l'Oriente era una cosa che l'ha scritto anche nei suoi libri. L'Oriente o lo senti o non lo senti, perché è una cosa che va oltre alla percezione di un luogo geografico. E quindi sì, cioè, era impossibile non rimanere coinvolto in questa sua visione, anche perché lui spesso raccontava delle storie di vita sua che si faceva fatica a capire se le aveva vissute veramente o se le stava inventando, perché le migliorava forse, le infiorettava, oppure le aveva vissute veramente così, perché conoscendolo non posso credere che non le avesse vissute in quella maniera lì. Forse lui le aveva vissute così, chi insieme a lui le aveva vissute le avrà viste come cose normalissime. Certo. Però quando lui le raccontava sembrava che lui avesse vissuto in un mondo che a pochi mortali è dato di toccare. L'entusiasmo, no? Quell'entusiasmo. Sì. C'era qualcosa che Tonino non apprezzava molto delle tue tecniche, del tuo fare artistico? Qui ho capito dove vuoi parare. No, Tonino lo apprezzava, se no non mi avrebbe mai coinvolto in tante cose, e fino all'ultimo ha cercato di coinvolgermi anche in altre cose. Devo dire che quando ho aperto la galleria ho aperto con una mostra sua, me l'ha concessa proprio per la grande amicizia che avevamo. Era una mostra che in realtà doveva andare a Mosca, l'ha concessa a me per primo. Quindi no, devo dire che non è così, tant'è che a casa sua ci sono molte cose mie che lui ha sempre tenuto. Ti ha mai dato dei consigli su come? Sì, mi ha dato dei consigli che io spesso non ho accettato. Non ho accettato e forse ho fatto anche bene. Beh, certo, nel senso, ognuno poi ha il proprio cammino. Sì. Il fatto che si incontrino due cammini è molto bello, è molto interessante. Il fatto che si influenzino a vicenda, anche questo è molto bello. È ancora più bello però se si rimane, no, nella propria strada, se si persegue. Io ho dovuto farlo perché purtroppo Tonino era come il sole. Io rischiavo di brillare di luce riflessa, e stare troppo vicini al sole o ci si scotta o si brilla solo di luce riflessa. A un certo punto della mia carriera ho dovuto decidere di lasciare Tonino e proseguire per la mia strada, tenendo però ben preziosi tutto il suo insegnamento, perché quello mi è stato fondamentale. Dopodiché io ho proseguito per la mia strada, ci siamo sempre rincontrati, ma come vecchi amici. Certo. Torniamo adesso, chiudiamo la parentesi Tonino Guerra, torniamo alla tua, ai tuoi dipinti, alle tue tecniche. Da un lato c'è il trompe-l'œil, l'abbiamo detto, che è quello che ti caratterizza di più. Da una parte tu stesso identifichi un altro stile che è quello decorativo, differente dal trompe-l'œil. Qual è la differenza? Beh, il nome stesso lo dice, uno è decorazione pura e semplice, serve soltanto per abbellire la casa, e l'altra, il trompe-l'œil, invece è un effetto di rottura dell'occhio, appunto di spaccare la parete che ti vincolerebbe al bidimensionale per entrare in un pseudo tridimensionale. Se è decorativo non utilizza soltanto il supporto murale, diciamo. No, beh, si può decorare qualsiasi cosa, esatto. Sì, certo. Mi viene da pensare, riguardo sempre al trompe-l'œil, uno stile, una tecnica che si avvicina molto alla scenografia, no? Sì. All'idea della scenografia. Tu hai lavorato come scenografo? No, in realtà ho lavorato come esecutore di scenografie, è differente tecnicamente parlando.
Infatti poi ad un certo punto hai deciso che non faceva per te. No, perché la scenografia è una tecnica molto grossolana che deve essere, risulta bella se vista da lontano e viene fatta appunto nei teatri proprio per quello. E il mio modo di lavorare è molto preciso, molto metodico e per cui non mi sono trovato bene nel cinema. No, mi è stato proposto un secondo film ma ho rifiutato. Una delle tue sfide è stata quella di riprodurre fedelmente i materiali, proprio come ti è venuta questa... Le richieste. Dovevo fare delle alzate di gradini in un certo finto marmo e ho dovuto studiarmi come farlo. Non ho mai fatto corsi di come si fa il finto marmo, di come si fa il finto legno. L'ho sempre pensato conoscendo le tecniche è facile dopo trovare i modi di farlo. Ieri parlavamo della distinzione tra il tuo mestiere e poi il tuo modo di dipingere, la tua arte libera. Mi hai detto prima scindevo, adesso poi ad un certo punto ho dovuto unire le due cose perché non avevo tempo. Ma ieri mi hai detto anche oggi ho cambiato idea, che vuol dire? Sì, no, non è che ho cambiato idea. Non avevo tempo perché rischiavo di perdere le idee per strada perché rimanevano lì nel cassetto troppo tempo. Oggi invece ho imparato a conservarle, proprio per il poco tempo che ho imparato a conservarle a lungo. Se dopo un mese o 2 mesi queste idee hanno perso verve, vuol dire che non valevano niente e le lascio andare. Le idee che rimangono anche per un anno ferme in un cassetto sono idee geniali e le porto avanti. Se c'è guardandoti indietro, c'è qualcosa di cui ti sei pentito, che non rifaresti? Farei il pittore e basta. Ah sì? Sì. Perché? Perché nella pittura mi sento più libero, effettivamente sì. Ma non si vive solo di pittura e quindi ho imparato queste tecniche mentali di mantenere nel cassetto le idee. Tu hai sempre vissuto di arte comunque, sì. Con la decorazione, però hai fatto anche il restauratore, mi dicevi. L'approccio sì. al restauro proprio è differente, no? È differente, è un approccio che deve totalmente, cioè il restauratore deve totalmente liberarsi della sua persona, deve rispettare totalmente, fedelmente al 100% certo. L'opera su cui sta lavorando, quindi non può mettere niente di suo. Ci sono alcuni restauratori che ci mettono del proprio e sbagliano. Quante cose hai restaurato, Mario, fino ad oggi? No, non molte perché in realtà sono diplomato in restauro, ma quando mi diplomai ero da solo, ero un giovane studente, non avevo le capacità, le forze economiche per aprire un laboratorio di restauro e quindi ho lavorato sempre con degli amici che avevano uno studio di restauro quando avevano bisogno. Quindi sì, ne ho fatte tante, ma non personalmente, insomma. Ecco. Hai dei particolari progetti adesso in mente? Sì, ho dei progetti che sono molto belli, mi affascinano tantissimo, ma sono fermi sempre per problemi economici del committente. Sì. Dei progetti che ti... Sono progetti che costano molto, sono progetti veramente molto belli. Dicene uno. Non si può dire? No, sì. Perché spiegarlo è difficile, ci vorrebbero 2 puntate. Okay. No, allora solo no. per spiegarne uno dei progetti. No, non faccio fatica a spiegarlo, perché è una cosa molto concettuale. Non sono dipinti, uno è un dipinto, va bene, però un altro è una specie di monumento. Però è molto concettuale. Ok, va bene, non importa. Io spero che si possano realizzare oggi, domani, sì. Anche con più tempo, ma spero che si possano realizzare. Ti ringrazio, sono costretta purtroppo a chiudere, ma ti ringrazio veramente di essere stato qui con noi. È stato un cammino interessantissimo per me, come penso per il pubblico che ci segue, spero lo sia stato anche per te. Vi saluto te e vi saluto il nostro pubblico, vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, un altro artista qui a Di Arte. Ciao a tutti!